gelato è napoletano o veneto? Ma è mondiale, visto e considerato che ognuno poi dà la sua espressione. È come il dibattito sugli spaghetti o la pizza, e sicuramente poi ci sono dei territori che hanno valorizzato il gelato. Il Veneto l'ha fatto assolutamente in maniera sublime. L'internazionalizzazione del gelato è veneta, in particolar modo cadorina, è di queste valli, è del Trevigiano. Prova ne sia che nelle gelaterie, quelle a marchio ufficiale, si parla comunemente italiano e bellunese, italiano e veneto. Questa è la dimostrazione del fatto che noi lo abbiamo internazionalizzato. Oggi qui presenti 14 regioni. 14 regioni e 202 espositori, dei quali almeno 36 sono stranieri, e dei 23.000 visitatori almeno 8.500 sono stranieri, quindi è una mostra del gelato internazionale che noi non vogliamo biennale, ma la vogliamo annuale, perché le novità ci sono tutti gli anni. Quindi una prova che il Veneto sa accogliere e accoglie bene. Assolutamente sì, e poi il gelato è globalizzazione, la globalizzazione dei gusti, ma anche dei nostri gusti, visto e considerato che quest'anno ad esempio proponiamo come gusto dell'anno il gusto al tiramisù, che è una dimostrazione dove si incontra globalizzazione e identità. Mi trovo in compagnia del presidente di Longarone Fiere, il dottor Gianangelo Bellati. Questa è una fiera che ospita in sé una tipicità, parliamo di una territorialità degli espositori veramente vasta e variegata, giusto? Assolutamente, ben detto. Questa è una fiera di nicchia, di settore, diciamo è la fiera delle Dolomiti, perché noi qua siamo circondati dalle Dolomiti. Quindi io sono presidente da un mese, no? Molte volte mi si paragona la fiera ad altre fiere di pianura, come ci sono sia in Veneto che in Italia che anche fuori Italia. In realtà questa è una fiera di montagna molto particolare, si è distinta nel corso degli anni, di questi ultimi 60 anni, per la fiera del gelato. Gelato come prodotto tipico di questo territorio, veneto e dolomitico, prodotto da degli artigiani bravissimi che hanno saputo essere ambasciatori di questi territori in tutto il mondo, perché i gelatieri nostri si trovano in tutto il mondo. Quindi grande esempio, diciamo, di quello che il territorio a livello locale può produrre, ma viene portato fuori del territorio. Però non è solo il gelato, qui ci sono anche altre fiere. Per esempio la fiera dell'arredo, che è collegata al legno, in questo momento al dramma del legno, che può essere una risorsa, ma in questo momento può essere anche un dramma. Ed è la fiera quindi degli arredi, l'Arredamonte, ma poi c'è la fiera dell'agricoltura di montagna. Sono degli esempi, caccia e pesca, per chi ama la natura, per chi ama il verde, no? E poi il nostro progetto è anche quello di pensare ad altre fiere, recuperare la fiera del legno, ma anche puntare ad una fiera del turismo di montagna e anche degli sport di montagna. Sport di montagna vuol dire stare nella natura. Ci sono su 202 espositori, ce ne sono più di 40 che sono esteri. C'è una parte molto importante della Germania. Abbiamo delle aziende gioiello che arrivano dalla Germania sia per la produzione di macchine che soprattutto anche per la produzione di semilavorati, e che sono anche molto appassionate. Io fra l'altro conosco bene il mercato tedesco, avendo anche vissuto per tanti anni in Germania, quindi è una potenzialità enorme e ancora non del tutto utilizzata, però poi noi vogliamo adesso ampliare le vedute, andare oltre l'Europa. Abbiamo anche gente che arriva, aziende dal Sud America, Dall'Iraq ho letto, dalla Russia. Russia, ci stiamo espandendo. Adesso la Cina, ci manca la Cina, che è un continente di fatto, no? Beh, tutta l'Asia sappiamo, basta guardare alla nostra storia più recente, no? Quanto importante è tutto il mondo asiatico, quindi ci muoviamo anche su quei fronti là. Beh, che dire dottore, tantissime le aspettative e le prospettive future, la ringraziamo per questa illustrazione diciamo generica di tutte le potenzialità della fiera, e che dire, la verremo a ritrovare. Grazie. Bene, volentieri, volentieri. Da sempre è stato un po' un punto di riferimento per il mondo del gelato artigianale, ma anche per la nostra comunità. Questa è la più antica mostra dedicata esclusivamente al gelato artigianale, si svolge da 59 anni, penso che questo sia un grande merito
della comunità di Longarone, di tutti gli espositori, di tutti gli operatori di questo settore che credono ancora fortemente in Longarone come punto di riferimento strategico. Presidente, durante la sua presentazione ha detto che la 60ª edizione sarà un'edizione assolutamente scoppiettante, piena di celebrazioni, perché volete ovviamente festeggiare un traguardo importante. Sì, perché penso e ritengo che anche questi traguardi siano da celebrare in maniera degna, è un traguardo importante, nessuna fiera del settore ha gli anni che ha la MIG, che è una storia anche travagliata, è stata spostata a pieve di Cadore durante il disastro del Vajont, però è rimasta qui per la volontà di tanti longaronesi e soprattutto di questo mondo che a Longarone ha sempre fatto riferimento. Io lo chiamo proprio la casa dei gelatieri e così dovrà essere. Longarone è diventato anche un punto di incontro internazionale, diciamo che la media dei visitatori è molto alta. No, siamo riusciti a crescere nel corso di questi anni, nonostante anche quest'anno ci manchino un paio di aziende importanti, soprattutto dei semilavorati, ma che però sono presenti anche all'interno di altre aziende, perché comunque essere a Longarone è fondamentale per tutti. Quindi io mi auguro che anche queste aziende possano tornare proprio presentando il loro stand, perché sono convinto che comunque il mondo del gelato e soprattutto gli operatori che qui vengono da tutto il mondo credono molto nella nostra fiera.